Buongiorno, le principali notizie. A Siracusa bufera anche politica per la vicenda dell'11enne intossicato da cocaina ricoverato in psichiatria anziché in pediatria all'ospedale Umberto I. La replica dell'azienda sanitaria: abbiamo agito in accordo con l'autorità giudiziaria. Palermo ieri si è fermata per l'ultimo saluto a Paolo Taormina. La violenza non si batte con gli eserciti, il monito dell'arcivescovo Lorefice ai funerali del 21enne ucciso fuori dal bar di famiglia. Il corteo degli amici del giovane davanti al carcere dove è detenuto Maranzano. Urlano giustizia. Lo Zen presidiato dalle forze dell'ordine, ma gli abitanti si ribellano ai controlli. La commissione regionale antimafia dal prefetto, troppe armi a Palermo. Sicurezza, il sindaco di Catania Trantino incontra il ministro dell'interno Piantedosi al Viminale e chiede più agenti di polizia e militari per il controllo del territorio. La droga diventa un affare di famiglia, coppia gestiva lo spaccio a Ispica nel Ragusano, usavano come pusher anche la figlia 14enne. Le acque del fiume di Gela si tingono di rosa e di viola e un odore acre invade la zona. Cittadini ambientalisti denunciano sversamenti fuori controllo. Amori Luci, il nuovo disco in dialetto siciliano di Carmen Consoli, la cantantessa inaugura la trilogia che affonda le radici nella tradizione. Calcio, sono 2 le offerte per l'aggiudicazione del centro di Torre del Grifo. Oltre al Catania si è fatta avanti una cordata di imprenditori siciliani. Adesso Pelligra dovrà rilanciare se vuole aggiudicarsi la struttura. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque bufera anche politica per la vicenda dell'11enne intossicato da cocaina ricoverato in psichiatria anziché in pediatria all'ospedale Umberto I di Siracusa. La replica dell'azienda sanitaria è che dice: abbiamo agito in accordo con l'autorità giudiziaria. Orazio Longo. È diventato un caso anche politico quello dell'11enne intossicato da cocaina ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa, reparto destinato agli adulti e non ai minori. Le critiche arrivano da Fratelli d'Italia col deputato Antoniozzi, vice capogruppo alla Camera, che ha sottolineato che il bambino andava portato in pediatria senza lasciarlo in promiscuità con gli adulti, mentre il deputato Cannata ha preannunciato un'interrogazione al ministro della Salute Schillaci, chiesto anche l'interessamento della presidenza della regione. L'11enne di origine albanese, abbandonato dai genitori, si sarebbe trovato in piena crisi di astinenza da ludopatia e, da quanto si apprende, con un'intossicazione da cocaina. La replica dell'azienda sanitaria, che spiega di aver operato in stretto collegamento con l'autorità giudiziaria, sottolineando che si è trattato di un evento eccezionale e circoscritto temporalmente, gestito con la massima tutela del paziente e ora ricoverato presso il servizio di neuropsichiatria infanzia e adolescenza. Non tutte le situazioni che riguardano la salute mentale dei minori possono essere lette con schemi rigidi. Ci sono momenti in cui la priorità è evitare l'irreparabile, ha detto il direttore generale dell'ASP di Siracusa. Il minorenne, proveniente da un comune del Catanese, è stato destinato a una struttura convenzionata con la regione che ha sede a Solarino. Nel mio ruolo di sindaco mi sono limitato a disporre l'accertamento sanitario obbligatorio per tutelare il minore stesso, dopo che gli uffici comunali hanno sentito il tutore del minore e il giudice tutelare del tribunale, ha spiegato il sindaco di Solarino. Identificato il cadavere ritrovato dai vigili del fuoco in una zona costiera dell'isola di Lipari, trovato sugli scogli, infatti è il corpo del DJ Ivano La Greca, era scomparso il 12 ottobre. A recuperarlo sono stati i carabinieri che coordinano le indagini. E ieri Palermo si è fermata per l'ultimo saluto a Paolo Taormina. L'arcivescovo Corrado Lorefice durante l'omelia dice: dobbiamo essere noi a dire basta alla violenza. Poi i palloncini bianchi e tante lacrime per il ragazzo ucciso a soli 21 anni. Marco Gullà. La mamma di Paolo piange disperata mentre la bara, tra lacrime e applausi, entra in una cattedrale gremita. È il giorno dell'addio a Paolo Taormina e del lutto cittadino. Un lungo e fragoroso applauso ha accompagnato l'ingresso della bara bianca. Gli amici e parenti piangono per quel ragazzo di 21 anni ucciso con un colpo di pistola alla nuca mentre cercava solo di riportare la calma davanti al locale di famiglia in via Spinuzza. L'omelia dell'arcivescovo Corrado Lorefice è toccante. Figli miei amatissimi, amici, amiche, non sono gli eserciti
non sono solo le forze di polizia, col loro pure encomiabile servizio, a cui siamo gratissimi, che potranno estirpare la violenza omicida. Possiamo essere solo noi, insieme. Ad esequie terminate, centinaia le persone che hanno scandito il nome Paolo Paolo, dopo aver fatto volare palloncini di colore bianco e azzurro. Adesso resta il dolore, assieme a tanta rabbia. Dopo le esequie, un lungo corteo di amici e parenti ha lasciato la cattedrale con il carro funebre e la bara di Paolo Taormina. Hanno percorso via la regione siciliana, auto e motociclette si sono fermate davanti al carcere Pagliarelli, dove è rinchiuso Gaetano Maranzano. E si intensificano i controlli delle forze dell'ordine proprio nello Zen dove è avvenuto l'omicidio. Il quartiere si ribella, però intanto si apre anche la polemica sulle zone rosse decise dal ministro Piantedosi. Manlio Viola. Lo Zen di Palermo si ribella ai controlli. All'indomani dell'operazione congiunta delle forze dell'ordine fra Zen 1 e Zen 2 sono 5 le persone arrestate. 3 sono accusate di resistenza, violenza, minaccia, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. Hanno 45, 34 e 33 anni e per loro il GIP ha convalidato gli arresti. Le manette sono scattate anche per una coppia di coniugi di 69 e 67 anni accusati di spaccio di droga e detenzione illegali di armi da fuoco. Intanto l'applicazione delle zone rosse, così come stabilito dopo gli incontri di ieri a Roma, divide le parti sociali. Per il segretario generale della CGIL di Palermo, Mario Ridulfo, la risposta di polizia non è sufficiente. Abbiamo bisogno, assieme a un rafforzamento delle misure legate all'ordine pubblico, anche di operatori sociali, di psicologi, educatori, di una scuola che faccia il tempo pieno, di palestre e impianti sportivi. Abbiamo bisogno, insomma, che il Comune di Palermo e le istituzioni facciano la loro parte. Soddisfatti di questa prima fase invece gli imprenditori che operano nei quartieri come Doriana Ribaudo. Le zone rosse garantiranno un maggior controllo del territorio e sono la risposta a quanto da noi richiesto da diversi mesi. Presidi più diffusi a tutela, a garanzia dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e delle nostre attività. Tutti però aspettano di vedere come le misure annunciate saranno messe in pratica e quanto durerà l'attenzione, temendo che possa scemare entro qualche settimana, come è avvenuto in passato. Sempre ieri la Commissione regionale antimafia è stata in prefettura a Palermo. Il presidente Caracolicci dice si usano troppe armi e poi ancora sull'omicidio Taormina annuncia faremo una commissione allo Zen. Marco Gullà. Palermo è stata la tappa conclusiva del lavoro di mappatura dello stato della criminalità in Sicilia, già iniziato ben 2 anni fa e messa in atto dalla Commissione regionale antimafia. Un incontro, quello in prefettura a Palermo, che è stato incentrato anche sull'omicidio che ha sconvolto il capoluogo. Io credo che c'è la consapevolezza che questa è una città che può avere anche salti di qualità, perché non c'è dubbio che anche il fenomeno della criminalità è connesso a un mercato, diciamo, ad una serie di attività illecite che proliferano nella nostra città. Molte di queste attività illecite sono a partire dalla quantità di risorse che girano a Palermo grazie al traffico della droga. E il traffico della droga, come è noto, non lo gestisce Cenerentola. Mafia e sicurezza tra i temi centrali dei 2 anni di incontri e poi le armi a disposizione anche dei più giovani. Palermo è una città che in questo momento ha una quantità di armi che ci preoccupa. Quando un ragazzino a 19 anni, 20 anni si compra l'arma, poi la comprerà attraverso il dark web, la comprerà attraverso il fruttivendolo di prossimità che non lo sappiamo, ma quando girano tutte queste armi è chiaro che l'arma sta diventando uno status symbol, è come avere l'ultima generazione di telefonino, finisce per costituire e dare l'idea di conti se sei armato. E questo è chiaro che ci dobbiamo interrogare. Si torna ancora sull'omicidio di Paolo Taormina e Caracolicci annuncia. Dare il segno che quello che avviene allo Zen non può riguardare, lo Zen non è Maranzano, lo Zen è fatto anche di persone che escono la mattina per andare a lavorare, cercano di studiare, frequentano le università, frequentano i licei e noi vogliamo far sì che questa parte del quartiere si abbia consapevolezza che non può continuare a stare in silenzio.
La questione sicurezza non riguarda solo Palermo ma anche Catania. Si chiede un rafforzamento delle forze dell'ordine e dei militari dell'esercito, accompagnato da interventi straordinari per quanto riguarda di prevenzione per tutelare la sicurezza dei cittadini. Sono queste alcune delle richieste del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha incontrato il ministro dell'Interno Piantedosi. Sentiamo appunto Trantino. L'opportunità, come più volte sollecitato, di avere maggiori uomini non solo nell'ambito della polizia di Stato ma anche della polizia locale. È vero che ne abbiamo assunti 180, ne stiamo assumendo altre 22, però è chiaro che dobbiamo cominciare a ragionare in una prospettiva futura in cui è previsto il pensionamento di molti di quelli che c'erano prima. Poi abbiamo chiesto anche, ove possibile, alcune unità di militari dell'esercito italiano, ma soprattutto la possibilità di contrastare efficacemente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, nonché della presenza di moto all'interno del centro storico durante le ore della movida nei fine settimana. Ho chiesto che si provveda magari a inasprire le sanzioni per quanto riguarda i parcheggiatori abusivi. Ho detto che uno dei temi su cui dobbiamo rivolgere la nostra attenzione è anche il possibile armamento della nostra polizia locale, dove per armamento non significa poter portare armi da fuoco addosso, ma essere provvisti di strumenti di allontanamento di soggetti che dovessero essere molesti. I risultati di questa ricognizione saranno esposti dallo stesso Ministro in occasione di una sua prossima trasferta a Catania, dove lo aspettiamo proprio per comunicarci quello che si potrà fare. Dovrà andare in carcere Maria Concetta Rina, la figlia del capo dei capi Totò Rina. La Cassazione ha confermato la misura della custodia cautelare per lei e per il marito Antonino Ciavarello. I due sono indagati dalla Procura di Firenze per estorsione aggravata. E Gianfranco Straquadaini, il presunto boss emergente del Ragusano, arrestato dopo circa 18 mesi di latitanza, non ha risposto al giudice per le indagini preliminari di Catania durante l'interrogatorio avvenuto in videocollegamento. Potrebbe esserci lui dietro il sequestro lampo del 17enne a Vittoria. Veronica Barbarino. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gianfranco Straquadaini, il boss mafioso arrestato ieri a Comiso nel Ragusano dopo 18 mesi di latitanza, durante l'interrogatorio di questa mattina in videocollegamento davanti al GIP di Catania, ha esercitato il diritto al silenzio. Straquadaini era ricercato per associazione mafiosa, tentato omicidio aggravato in concorso e porto illegale di armi. Dopo l'arresto a suo carico anche le accuse di detenzione di armi trovate nel covo in cui si nascondeva e possesso di un documento di identità falso. Le indagini della direzione distrettuale antimafia si sono intensificate dopo il sequestro lampo del 17enne vittoriese, figlio di un noto imprenditore della zona, avvenuto lo scorso settembre a Vittoria. Gli inquirenti sospettano che dietro al rapimento possa esserci proprio Straquadaini, che avrebbe stretto rapporti con gruppi criminali albanesi per il traffico di droga e altre attività illecite. Il rapimento del giovane sarebbe stato un segnale per mostrare il potere del nuovo clan emergente. Altra ipotesi investigativa invece vede il rapimento per mano di un'altra banda criminale e Straquadaini, dopo aver visto l'impegno delle forze dell'ordine nel territorio attraverso messaggi indiretti, avrebbe consigliato di rilasciare subito il sequestrato. Il gruppo guidato dall'ex latitante sarebbe stato intenzionato a colmare il vuoto lasciato dai clan Carbonaro dominante, storici nel territorio, quasi tutti adesso in carcere. Durante le indagini è emerso anche un presunto piano per uccidere 2 collaboratori di giustizia. Straquadaini era riuscito a fuggire a un fermo disposto dalla DDA di Catania dopo l'agguato del 25 aprile 2024 contro l'ex collaboratore Roberto Di Martino, che rimase ferito e perse un occhio. La sua fuga è terminata ieri con l'arresto a Comiso. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha disposto la misura del divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Mario Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spada, la ragazza di Lentini deceduta a 22 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico della capitale. Nei confronti dei 2, padre e figlio, l'accusa è di omicidio colposo. I pubblici ministeri avevano sollecitato gli arresti domiciliari. Dopo l'interrogatorio preventivo il giudice però non ha accolto la richiesta.
La droga era diventata un affare di famiglia, tant'è che una coppia che gestiva lo spaccio ad Ispica, siamo nel Ragusano, utilizzava anche la figlia 14enne come pusher. Una ragazza di appena 14 anni costretta a spacciare droga dai propri genitori. È uno dei particolari più sconcertanti emersi dall'operazione antidroga condotta all'alba dai carabinieri di Modica in territorio di Ispica, nel Ragusano. La minorenne, figlia della coppia ispicese, ritenuta a capo di una rete che gestiva le piazze di spaccio di Ispica, Pozzallo, Rosolini e Noto, sarebbe stata coinvolta in alcune cessioni di stupefacenti. E a loro facevano capo tutta una serie di spacciatori o di assuntori di sostanze stupefacenti. C'era una clientela abbastanza selezionata, quindi erano ricorrenti quasi sempre gli stessi pusher che si rifornivano da questa coppia. La vasta operazione antidroga ha portato a 13 misure cautelari, con 4 persone in carcere e 9 ai domiciliari. Le indagini, iniziate nel 2023, hanno permesso di documentare oltre 3.000 episodi di spaccio e 1 migliaio di assuntori. L'attività consentiva di ottenere dei cospicui ritorni economici, tant'è vero che oggi sono stati sequestrati 43.000 euro in contanti, anche in banconote di grosso taglio. Sono state sequestrati 160 grammi di cocaina, circa 2,5 kg di marijuana, 440 grammi di hashish, oltre a 5.600 euro in contanti, 2 fucili, 190 cartucce di vario calibro, 2 ordigni rudimentali dallo spiccato potenziale offensivo. L'operazione rappresenta un duro colpo a una rete di spaccio strutturata e pericolosa. Le acque del fiume di Gela si tingono di rosa e di viola e un odore acre invade la zona. Cittadini e ambientalisti denunciano sversamenti fuori controllo. GR Italia. Non è un effetto ottico, ma il colore reale dell'acqua, viola scuro, quasi melenzana. È così che appare il fiume Gela dopo le ultime forti piogge. Solo pochi giorni fa, sulla superficie invece, galleggiava una patina rosa. Ora l'odore acre, pungente e si avverte a distanza. Le segnalazioni arrivano dai cittadini, pescatori e volontari. Sui social circolano foto e video che mostrano la chiazza colorata estendersi fino alla foce. La Capitaneria di Porto è stata allertata, ma al momento non ci sono risposte ufficiali. Da anni il Gela è al centro di denunce e sospetti. Gli ambientalisti puntano il dito contro gli scarichi irregolari provenienti dalla zona industriale e dagli affluenti Cimie e Maroglio. Qui, secondo le associazioni, si troverebbero diversi condotti da cui defluiscono sostanze non trattate. Le associazioni annunciano la preparazione di un nuovo dossier da presentare in procura con campionamenti, immagini e testimonianze raccolte in queste ore. Un ulteriore tentativo per spingere le autorità ad agire. Stiamo facendo la ricerca su tutte le denunce che abbiamo fatto negli anni passati per cercare di far capire che non è un problema di oggi, ma è un problema anche del passato. E siccome abbiamo avuto anche dei problemi per quanto riguarda con la procura di Gela che queste denunce non si trovano, e noi stiamo cercando di fare una ricerca nei nostri archivi per allegare sia quella che c'è oggi e quella del passato. Intanto il fiume continua a scorrere verso il mare, trascinando con sé colori e odori anomali, un corso d'acqua che da risorsa per il territorio oggi è diventato il simbolo di un inquinamento che nessuno riesce a fermare. Breve pausa e poi a Catania, dove bastano pochi minuti di un acquazzone per far finire sott'acqua la pista ciclabile del Faro Biscari. A Catania finisce sott'acqua la pista ciclabile del Faro Biscari. Sentiamo Tonino De Mana. Criticata e allagata a Catania. Non c'è fortuna neanche per la pista ciclabile che collega il centro storico alla playa. È all'altezza di Faro Biscari che gli errori di progettazione risultano evidenti, con enormi pozzanghere che rendono impossibile il transito dei ciclisti. Passo di lato, che dobbiamo fare? Raggiriamo l'ostacolo. E da quando l'hanno fatta sempre così, da quando piove. Con grande difficoltà si è arrivato in questo punto. E adesso come si fa? E adesso è sempre, quando c'è piove là, sempre bagnato, troppo non posso passare. E non va meglio per i pedoni, spesso turisti, costretti ad autentici slalom per evitare i ristagni d'acqua. Basta un po' di pioggia e il percorso finisce inesorabilmente sott'acqua, con la striscia rossa che praticamente scompare. Situazione critica anche a ridosso della fermata AMTS, dove per salire e per scendere dall'autobus servono abilità e discrete doti atletiche. Per prendere l'autobus ho dovuto fare un salto. E non va meglio sulla sede stradale, dove un'enorme voragine rappresenta un serio pericolo per la gioia di gommisti e meccanici.
Un disco in dialetto siciliano con incursioni nel greco e latino per un album volutamente antipop. Carmen Consoli ritorna con Amuri Luci, il primo di una trilogia che affonda le radici nella tradizione siciliana. Roberta Torna? No, Carmen c'è sempre stata, con un'attività live costante nella sua amata terra Canonsenti. Una breve pausa, poi la gara d'asta per l'acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo. È ufficiale la partecipazione di una cordata di imprenditori siciliani alla gara per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. Adesso il Catania dovrà rilanciare, se vuole aggiudicarsi, la struttura. Marco Carli. Il Catania ha un competitor per Torre del Grifo, adesso è ufficiale. All'apertura delle buste si è materializzato ciò che già era emerso come indiscrezione. Una cordata di imprenditori siciliani che ha presentato un'altra offerta dopo quella irrevocabile d'acquisto formulata dal Catania. 4.010.000 euro l'offerta della società denominata Aurora. Il socio di maggioranza è Vincenzo Rappa, con lui ci sono Francesco Russo Morosoli, Carmelo Stivala, Andrea Spina, Gaetano Vecchio e Giorgia Bartolini. Cosa succede adesso? Si apre la gara e c'è la possibilità fino al 23 ottobre di rilanciare di 250.000 euro rispetto alla precedente offerta. Ma non finisce tutto il 23. Infatti da quel giorno in cui avverrà l'aggiudicazione fino al 30 ottobre anche soggetti che non hanno partecipato alla gara potranno presentare un'offerta migliorativa del 10% rispetto alla cifra messa sul piatto dal vincitore. La curatela potrà poi decidere discrezionalmente tramite varie verifiche se riaprire la gara stessa. Insomma, la vicenda Torre del Grifo deve conoscere ancora il suo epilogo. Sul campo il Catania attende la Salernitana con gli ultimi giorni che saranno decisivi per capire se Ciccerelli potrà essere fra i convocati. D'Ausilio sembra il favorito per sostituirlo. Intanto si è infortunato Raimo. La squadra si è allenata a mister Bianco per alcuni interventi al Manterboso del Massimino, struttura insieme al Cibalino, dove si tornerà a lavorare venerdì. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.